Grande successo per il penultimo appuntamento a Lignano Pineta con gli incontri, con gli autori e con il vino. Protagonista in questo caso un romanzo toccante sul potere inarrestabile e rivelatore dell'amore, raccontato attraverso traiettorie emotive di due protagoniste di età differenti, la sedicenne inquieta Sasha e la quarantenne Alessandra, i cui segreti e le cui verità sepolte sono destinate a incrociarsi laddove per entrambe si apre una crepa. E torniamo, penso che sia il 10° anno, sono felicissimo di tornare a Lignano Pineta, al grandissimo Palla Pineta, per parlare stavolta del Cuore non va a dormire, un romanzo che sono due romanzi in realtà, perché sono due storie che si intrecciano, quella di una sedicenne di nome Sasha e quella di una 42enne di nome Alessandra, legate da questo strano pittore che appare all'improvviso sui muri delle città con questi immensi murales che partono tutti da una crepa, perché un po' il tema del libro è questo, no? Come si fa a trasformare le proprie crepe in bellezza? Non vedo l'ora di incontrare i lettori di Lignano. Ciao a tutti da Enrico Galliano. Ad accompagnare la serata lignanese un elegante e complesso uvaggio bianco friulano, ribolla gialla, malvasia istriana e picolit, premiato tra i 300 migliori vini d'Italia, contraddistinto da un'armoniosa danza sensoriale tra note di pera, mandorla, agrumi, fiori bianchi, mentuccia e un delicato finale di miele, favo d'api.